Dato lei ad Agrigento ha arbitrato in passato. Sì, Agrigento arbitrato è un posto fra l'altro dove conservo dei bellissimi ricordi. Sono stato quando ero un arbitro che ancora sognava di arrivare a certi livelli, e ritornare qua dopo tanto tempo, dopo tanta attività, è abbastanza anche commovente. L'appuntamento odierno ha un'importanza strategica pure. Diciamo che l'appuntamento odierno più che altro è un riconoscimento che noi abbiamo voluto portare come AIA centrale a questa regione, dove veramente le sezioni periferiche insieme al suo presidente regionale stanno facendo un grandissimo lavoro per dare un servizio di qualità al gioco del calcio di questa regione, ma anche per cercare di individuare quelli che saranno gli arbitri importanti di domani. Purtroppo al sud succede spesso e volentieri che gli arbitri nelle categorie minori vengono presi di mira, molti sono stati picchiati anche quest'anno. Ma questo diciamo che è un cancro, lo possiamo chiamare così, che credo che sia compito di tutti cercare di debellare prima possibile, perché voglio dire è spaventoso solo pensare il fatto che un ragazzo giovane si mette a disposizione per cercare di portare legalità, cultura, regole in qualunque campo del nostro territorio nazionale, e poi il ritorno magari è la violenza. La violenza non è un problema arbitrale, è un problema della società civile che noi debelleremo con tutta la nostra forza, perché arriveremo al punto che dove si fa violenza non si deve giocare al calcio. Per concludere, il campionato sta per volgere al termine, il massimo campionato di calcio. Lei nei giorni scorsi ha detto quest'anno è giudicato positivo per quanto riguarda gli arbitraggi, al di là del fatto di montare i gol sì, gol no. Noi vede, siamo abituati a ragionare in modo diverso da come si parla a volte a livello mediatico. Noi siamo abituati a valutare la prestazione arbitrale durante una partita a 360 gradi, non sul singolo episodio. Vale a dire, un arbitro può sbagliare anche durante una partita un episodio, questo non va ad inficiare una prestazione di alta qualità. Così come prestazioni che può capitare la giornata di poca forma o poca fortuna, si può sbagliare più di un episodio. Questo fa parte del calcio, voglio dire, fa parte per l'arbitro, il portiere, l'attaccante e tutti quanti. La cosa positiva, per ritornare al discorso, è che gli arbitri italiani arbitrano ormai, lo sapete tutti, quasi 12.000 partite ogni settimana, che noi non andiamo a preoccuparci a vedere se una ogni tanto la sbagliamo, vuol dire come il centravanti che non la mette dentro, no? Però complessivamente non è una cosa che io devo far notare, è una cosa che a noi viene fatta notare, che il livello arbitrale dal punto di vista comportamentale, tecnico, di cultura, di regole, di terzietà oggi è veramente alto.